carissimi tutti, benvenuti, bentrovati. La chiesa, la Basilica dei Frari questa sera ulteriormente si apre ad un respiro ampio, a un respiro della Chiesa universale. Dopo la bella riflessione di venerdì con lo spettacolo di Campedelli che ci ha fatto gustare la finestra aperta e la notte in cui si è aperto il concilio, questa sera Enzo Bianchi ci porta al centro ancora di questa riflessione sul concilio ed oggi. In patronato stiamo anche continuando una serie di incontri, abbiamo voluto chiamare una lezione continua, lettura continua dei documenti del Vaticano II. Quindi davvero sono tutte iniziative che ci permettono di aprire il cuore, di aprire la mente anche su questo momento che stiamo vivendo. Allora, il benvenuto a ciascuno di voi, il ringraziamento al SAI con il quale abbiamo organizzato il primo incontro, e molti sono presenti, a Chorus che ci ha permesso poi di divulgare anche questa iniziativa che insieme abbiamo messo in atto. Do la parola Ringrazio per l'invito che mi è stato fatto da Chorus, perché poi questo invito ha avuto l'accoglienza da parte del SAE e per l'accoglienza in questa chiesa da parte del parroco. Vi dico che sono particolarmente contento di dare questa testimonianza sul concilio qui a Venezia, e vi dico subito il perché. Perché potrei dire che proprio qui a Venezia ho cominciato a venire nell'immediato post-concilio chiamato dalla Fuggi nel 69 e da allora ho mai smesso di venire. Quindi ho seguito anche la Chiesa nelle sue vicende del post-concilio e ho anche seguito la vicenda della vostra Chiesa, che ha avuto anche delle vicende molto diverse, dei pastori molto diversi, che certamente hanno dato anche del concilio una testimonianza con degli accenti che sono diversi. Quindi il poter questa sera con tanti di voi amici leggere insieme il concilio e vedere ancora il messaggio che può avere per oggi, per il nostro tempo, per la nostra Chiesa, questo mi rende davvero felice di essere qui. Sono già trascorsi 50 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II. Ma quella novella Pentecoste, come la chiamava Papa Giovanni, chiede ancora una piena ricezione, chiede ancora un'adeguata realizzazione da parte della Chiesa. La mia generazione, testimone in prima persona del Concilio, è legata in modo particolare a quell'evento che ha suscitato tante speranze nella Chiesa, ma non solo nella Chiesa, anche tra i non cattolici nel mondo intero. In questi decenni si è potuto verificare come il Concilio ha ricevuto a volte delle conferme, a volte anche delle contraddizioni. Sono stati anni questi del post-concilio di trepidazione, che talora si è tradotta in gioia
di fronte alla conferma dello spirito del Concilio e all'attuazione delle sue idee forti, dei suoi propositi, dall'altra in disappunto quando il Concilio è stato disatteso e contraddetto nelle sue ispirazioni. Se per molti aspetti si può affermare che l'evento del Concilio è un evento irreversibile e dunque irreversibili i cammini intrapresi dalla Chiesa in obbedienza ad esso, va anche detto che tuttora vi è la reale possibilità di dimenticare il Concilio o di minimizzarlo, anche solo ricorrendo all'insidiosa formula ripensare il Concilio che ogni tanto fa capolino qua e là nella Chiesa. Ma finché le mie riflessioni non vi sembrino astratte, è necessaria innanzitutto una breve introduzione, anche a beneficio di chi si trova ad essere erede del Concilio senza aver vissuto in prima persona quell'ora di grazia. Innanzitutto, il Concilio Vaticano II è stato un evento assolutamente inatteso, perché nella Chiesa Cattolica era ormai opinione comune che dopo il Concilio Vaticano I del 1870 e la definizione del dogma dell'infallibilità pontificia non fosse più necessario convocare un concilio. Occorreva anche fare fronte a una difficoltà concreta che si mostrava per la prima volta nella storia della Chiesa: radunare più di 2500 vescovi da tutta la terra e dar vita a un'assemblea di 2500 persone, un'assemblea che doveva prendere la parola e legiferare. Sembrava un'impresa impossibile, nessuno ci credeva. Eppure Papa Giovanni XXIII, che più volte dirà di aver voluto il Concilio per ispirazione dello Spirito Santo, contro il parere dei suoi collaboratori, contro il parere della Curia Romana, il 25 gennaio del 1959, a meno di 3 mesi dalla sua elezione, non dimenticate, è stato eletto il 28 ottobre, ha indetto con risolutezza il Concilio. E non si può dimenticare che l'Osservatore Romano, il giornale ufficiale del Papa, dedicò a quell'annuncio uno scarno comunicato di 3 righe, mentre in tutto il mondo e in tutta la Chiesa si manifestava una grande intenzione e un grande interesse per quell'annuncio. Nei mesi successivi il Papa precisò le sue intenzioni. Sarebbe stato un concilio finalizzato a un proprio e vero rinnovamento della Chiesa, un concilio di riforma, un concilio, per usare la sua celebre parola da lui stesso coniata, di aggiornamento. Il Papa disse che non voleva un concilio come gli altri, che si esprimevano attraverso condanne degli errori per cui i concili erano stati radunati, ma voleva un concilio pastorale, dove, attenzione, lo dico perché molti, dicendo pastorale, vogliono diminuire il concilio, dicendo che non era né teologico né dogmatico, ma per Papa Giovanni un concilio pastorale era un concilio che doveva avere lo stesso sguardo
di Gesù il buon pastore. E permettetemi di dirvi una cosa stasera di cui sono sempre più convinto dopo 50 anni. Il Concilio Vaticano II non è neanche stato un concilio ecclesiologico come dicono la maggior parte. Non è vero, è stato un concilio cristologico. Non ha definito nuove verità su Cristo, ma costantemente e sempre è tornato a rileggere Cristo in modo nuovo, con uno sguardo nuovo, in modo che Cristo parlasse di nuovo nei tempi moderni. Basterebbe pensare non fosse altro ai grandi termini con cui si aprono i testi del Concilio, le cosiddette Costituzioni. Verbum Domini, la parola di Dio è Gesù Cristo. Lumen Gentium è Gesù Cristo. Christus Dominus, Cristo Signore è Gesù Cristo. Mi piacerebbe qui ricordarvi come poi quando Paolo VI, accolta l'eredità di Giovanni XXIII e della prima sessione, aprendo la seconda sessione, in San Giovanni in Laterano disse: quel Cristo che come Pantocrator sta nel mosaico dell'abside, ai piedi del quale c'è il Papa Onorio, piccolissimo, non è neanche grande come un piede di Cristo. Il Papa disse: noi siamo in quella posizione e Cristo presiede a lui il concilio, perché il concilio deve riferirsi solo a lui, perché lui resta l'alfa e l'omega di tutto il nostro cammino. Ebbene, dall'apertura del concilio, l'11 ottobre 62, alla sua conclusione l'8 dicembre del 65, la Chiesa, va detto, ha vissuto un evento straordinario. Per la prima volta succedeva nella storia della Chiesa. Pensate che al massimo ai concili avevano partecipato 350 vescovi. Qui ci siamo trovati di fronte a 2500 vescovi, uniti ai teologi di tutte le culture, di tutte le lingue, che hanno preso finalmente la parola, esprimendo il loro parere sulle necessità e sulle urgenze della Chiesa. E insieme hanno tentato di tracciare una strada su cui la Chiesa doveva camminare alla fine del secondo millennio e aprire il terzo millennio. Lungo lo svolgimento del concilio ci sono state tensioni, difficoltà, contrapposizioni, ma prima in modo profetico Giovanni XXIII, poi in modo sapienziale Paolo VI, hanno portato a compimento il concilio, permettendo una grande unità di sentire, un sentimento comune, un legiferare comune tra tutti i padri conciliari. E dopo il grande cammino percorso in quei 3 anni, certo apparve subito con chiarezza che la questione però che il concilio ormai affrontava era quello della ricezione, dell'attuazione del concilio. E se alcuni spiriti ingenui ritenevano che l'applicazione del concilio nella vita della Chiesa sarebbe stata rapida e facile, in realtà chi era dotato di un certo discernimento comprendeva che le vere difficoltà iniziavano proprio in quel periodo che si cominciò a chiamare post-concilio. Perché? Perché di fronte a un vero rinnovamento della Chiesa ci si poteva solo attendere
uno scatenamento da parte delle forze che avversavano ogni mutamento, ogni rinnovamento. Insomma, era possibile immaginare una reazione di lungo termine. E poi non si doveva dimenticare che, come per ogni istituzione ampia, complessa e antica, vale anche per la Chiesa, che non si abbandonano pratiche secolari in un giorno, non si superano rapidamente gesti e pratiche che si sono ormai trasformate in riflessi condizionati. Tale è stato il loro grado di assimilazione. Non ci si separa rapidamente da una mentalità che ci abita. A tutto questo va aggiunto che nel post-concilio si è manifestato quel fenomeno, anche lui per molti versi inatteso, quel fenomeno rivoluzionario della fine degli anni 60, con i suoi mutamenti culturali e antropologici e con le sicurezze che quel fenomeno lasciava dietro di sé. Si è assistito dunque a una crisi nel post-concilio, una crisi però che io dico fisiologica. Era impossibile che non avvenisse una crisi. Un tempo di scelte e decisioni faticose, caratterizzato da una ricezione lenta e contraddittoria, dalla tentazione di contrapporre fedeltà al passato e creatività verso il futuro. E poi un concilio di lenta ricezione. C'è stato sì a quel momento un'illusione, che in pochi anni il concilio si sarebbe realizzato. Io mi ricordo di aver scritto un articolo su Rocca nel 68, ricordando che il cardinal Bellarmino nel 1502, 40 anni dopo la fine del Concilio di Trento, scriveva al Papa Clemente VIII: quando comincerai a realizzare il Concilio? Quando comincerai a realizzare? E Bellarmino, lo sapete, non era certo un cardinale innovatore e non certo un cardinale aperto ai tempi e al futuro. Adesso ricorro ad una schematizzazione, ma credo una schematizzazione che sia precisa. Cosa si può affermare? Nell'immediato post-concilio sono emerse tre posizioni interpretative contrapposte e non vi do l'interpretazione che ormai ha indicato Benedetto XVI, quello della continuità e della rottura. Vi do quelle contrapposizioni che io ho letto allora e che oggi confermo. Tre posizioni contrapposte. Innanzitutto la posizione già emersa nel corso del Concilio di quanti criticavano le aperture suscitate dal Vaticano II. E vedendo però che quelle aperture erano state accolte da una grande maggioranza dei padri, si erano già fin da allora impegnati per una interpretazione restrittiva. Costoro temevano che ci fosse una contraddizione tra il Concilio Vaticano II e i concili precedenti, soprattutto il Vaticano I e il Concilio di Trento. E alla luce di questa paura occorreva correggere le posizioni emerse dal Concilio. Insomma, era l'opinione di chi in seno alla Chiesa Cattolica
invitava ad assumere i testi, ridimensionandone la portata, e diceva che non occorreva assolutamente tener conto dell'evento conciliare, della sua portata storica, di quel che era avvenuto, quella presa della parola non solo di padri conciliari, ma addirittura di invitati appartenenti ad altre chiese, fino allora chiamati fratelli separati, ma protestanti e ortodossi, che si sono espressi al concilio e con i loro interventi hanno certamente avuto un grande peso nei lavori e nei documenti finali. Insomma, era la tentazione di criticare il concilio, di cristallizzarlo, svuotandone il significato, svuotandone la sostanza, assolutamente, e soprattutto era il tentativo di cominciare nelle realizzazioni a fare qualcosa che frenasse il dettato conciliare. È la posizione che oggi continuano ad avere i lefebvriani, questa porzione di Chiesa piccola, ma che voi sapete è in scisma con la Chiesa cattolica, nonostante Benedetto XVI cerchi con tutti i mezzi di rinnovare con loro la comunione. Ma è anche la posizione di una parte di cattolici piccola che sono all'interno della Chiesa, ma che nutrono delle nostalgie per il passato. Di fronte a questa posizione un'altra che potremmo dire simmetrica, una posizione che non voleva più rifarsi ai testi del Vaticano II, dicendo che ormai erano sorpassati da quegli eventi, indubbiamente lo dobbiamo dire, quel mutamento straordinario a livello culturale e antropologico del 68, anni venuti 3, 4, 5 anni dopo il concilio. Il mutamento fu tale che molti dicevano il concilio ormai nei suoi documenti è vecchio. E io mi ricordo benissimo di alcuni che propugnavano addirittura, vi dico la formula che oggi ci farà quasi sorridere, ma che ci dice una certa mentalità innovatrice e forse un po' avventurosa, si parlava di concilio Pechino I, perché in quel momento c'era la Cina, la rivoluzione culturale, e sembrava che la nuova frontiera richiedesse che un concilio si tenesse addirittura in Cina e non più in quell'area occidentale che ormai sembrava un'area senza futuro. Ebbene, una posizione che ha portato certamente a un aggravamento della crisi nella Chiesa, lo dobbiamo dire. È stato un momento in cui molti, invocando delle delusioni nella realizzazione conciliare, hanno fatto la loro strada, se ne sono andati. Hanno lasciato a volte la Chiesa, a volte hanno lasciato anche dei ministeri che avevano, e indubbiamente questa posizione avventurosa oggi non trova più all'interno della Chiesa nessun luogo, nessuna udienza e direi nessuna eloquenza. E invece poi c'era un'altra posizione che voleva rileggere la tradizione cattolica, la grande tradizione cattolica, alla luce del Vaticano II. Non voleva rompere con il passato, ma tenere il Vaticano II, l'espressione sarà poi di Giovanni Paolo II, come una bussola per il passaggio della Chiesa nella postmodernità. Era la posizione che voleva una feconda dinamica tra i testi e l'evento del concilio e voleva conservare la forza propulsiva.
è stato soprattutto in Italia il cardinale Lercaro che si è mostrato su questa posizione che lui stesso ha chiamato interpretazione accrescitiva del concilio. Certo, in questa posizione vi erano i grandi teologi che avevano operati al concilio, quelli che parlavano di fine della Controriforma, il teologo Rouquet, fine dell'era costantiniana, Marie-Domenach Chenu, il passaggio della Chiesa cattolica allo statuto di Chiesa a dimensione planetaria, Carrare. Pensate come erano chiaroveggenti questi teologi del concilio. Questa interpretazione aveva compreso che l'aggiornamento conciliare non puntava solo alla riforma delle istituzioni, ma indicava una dinamica, una rinnovata inculturazione della fede nella postmodernità. Si aveva la coscienza che la modernità, con la fine degli anni 60, era finita e che eravamo entrati in un'epoca chiamata postmoderna e che in quell'epoca la Chiesa doveva entrare con audacia, con franchezza, senza paura. Comunque, questa interpretazione voleva rifarsi a quella di Papa Giovanni, il quale aveva detto all'inizio del concilio: piaccia al Signore che i frutti del concilio siano raccolti e che sia questi frutti del concilio accolti anche da parte degli uomini. I cristiani non hanno nulla da temere della luce del Vangelo, non hanno nulla da temere della loro collocazione nel mondo e nella storia. Questa dialettica di interpretazioni è proseguita in vario modo fino ai nostri giorni. In proposito, non si dovrebbe dimenticare, e io ve ne posso dare testimonianza, ho i dati, anche se magari molti non li hanno, non li sanno e non lo dicono, ma va detto che tra il 1980 e il 1985 qualcuno chiese addirittura di declassare il Concilio Vaticano II rispetto agli altri concili. E sappiate che questa posizione fu sulla prima pagina di Avvenire da parte di un noto teologo cattolico. Gli lasciarono dire questo sulla prima pagina dell'Avvenire, nessuno reagì, nessuno. Ma alla fine del 1985 il Papa aveva convocato i vescovi per un concilio in cui proprio si chiedeva loro una valutazione del Vaticano II. E i vescovi di tutto il mondo, radunati in quel sinodo, dissero che il Vaticano II era la grazia e il dono più grande che lo Spirito Santo aveva fatto alla Chiesa nel XX secolo. E una volta che i padri hanno detto questo del concilio, da quel momento non c'è più stata quella contestazione, almeno a livello tale da manifestarsi come un serio pericolo. Ma è stato poi, a partire da quel sinodo, che Giovanni Paolo II cominciò a dire che il concilio è stata la bussola e deve essere la bussola per la Chiesa del terzo millennio. E da ultimo anche Benedetto XVI nel suo discorso inaugurale ha confermato le intenzioni del suo predecessore e ha affermato, sono le sue parole, di voler
con forza proseguire l'impegno di attuazione del Concilio Vaticano II. Dopo questa contestualizzazione storica, passo ora ad alcuni punti del Concilio che riguardano l'oggi e che richiedono ancora oggi di essere attuati. Sono un messaggio per la Chiesa di oggi. Il primo punto, la centralità della parola di Dio. Dopo un esilio secolare, grazie al Concilio la parola di Dio ha ritrovato la sua centralità nella vita della Chiesa cattolica. Si potrebbe parlare di riscoperta della parola di Dio da parte dei cattolici, i quali da secoli non beneficiavano più del contatto diretto con la Bibbia e non avevano neanche la possibilità di far tesoro della straordinaria ricchezza della parola nella loro vita di fede. Il Vaticano II certamente ha avuto il grande merito di decretare la fine della parola di Dio, la fine dell'esilio della parola di Dio. E da allora nella Chiesa si è assistito a una fioritura di iniziative riguardanti la lettura biblica, riguardanti la Lectio Divina, riguardanti la possibilità di leggere insieme la scrittura nelle comunità. Un fenomeno che è stato nuovo e che se c'è stato è stato soprattutto nel III-IV secolo, ma dopo l'epoca dei grandi padri Agostino, Crisostomo, Basilio, Ambrogio, mai la Chiesa aveva beneficiato di una lettura della parola di Dio. E qui, come non pensare a quelli che sono stati per me dei maestri? Penso certamente a Michele Pellegrino a Torino, penso a Carlo Maria Martini a Milano, ma permettetemi qui di ricordare l'amatissimo, per me il vescovo più amato, Marco Cè, che ha dato con la Bibbia a voi di Venezia come un parroco, facendo lui i corsi, iniziandovi alla parola di Dio in una maniera che veramente si è mostrato un grande interprete e un grande attuatore del Concilio. Veramente vi faccio sta memoria e vi chiedo in memoria di lui che è ancora vivo e che è ancora qui tra di noi, fategli un applauso e un bacio. Da quel momento l'assiduità con la scrittura era avvisabile nella predicazione dei presbiteri, che normalmente fanno l'omelia in obbedienza ai testi biblici. Normalmente anche i laici oggi, che non avevano nessuna possibilità di accesso alla parola, fanno del Vangelo il canone della loro vita. Possono ascoltare durante l'Eucaristia la parola di Dio che arriva al loro cuore. Possono davvero avere una fede plasmata dalla parola di Dio. I giovani non se ne rendono conto di questo, ma quelli che hanno la mia età si ricorderanno che la Bibbia era vietata, che negli anni 50 era uno dei libri all'indice ancora. E pensate oggi alla consapevolezza di quanti vanno a un'Eucaristia domenicale, con una fede plasmata e forgiata veramente in una novità che forse la Chiesa da secoli non conosceva. Certo, il messaggio del Concilio ci chiede ancora un'attuazione, perché il Concilio aveva indicato come urgente la necessità di un contatto diretto, personale, quotidiano con la Bibbia. E qui forse ancora le nostre comunità lasciano a desiderare.
Ancora la Bibbia, permettetemi di dire, è in tutte le case come un libro che sta magari eventualmente su un mobile, ma sono ancora pochi i cristiani che ogni giorno attingono alla parola, che sanno leggere il Vangelo, che sanno pregare con i salmi, che sanno fare, sono parole di Benedetto XVI, una lettura spirituale che sia cibo alla loro fede. Il Papa parla di lexio divina, so bene la parola e voi sapete quanto io abbia contribuito all'estensione della lexio divina nella Chiesa, ma forse il Papa continua a dire che tutti i cristiani dovrebbero farla. Ecco, non usiamo questa parola, usiamo la parola di un contatto assiduo, diretto, personale, in cui si ascolta la parola di Dio, si ascolta qualche parola del Vangelo, qualche parola dei libri più facili della Bibbia, le lettere di San Paolo, gli Atti degli Apostoli, e si dice qualche parola in risposta al Signore. Il Papa ha ancora detto recentemente: è necessario che l'ascolto della parola di Dio diventi incontro vitale per ogni fedele, in modo che la parola di Dio interpelli, orienti, plasmi l'esistenza di ogni cristiano. Se veramente la comunità cristiana vivrà della centralità della parola di Dio, noi avremo dei cristiani con una fede matura, dei cristiani adulti, che nella storia, nella compagnia degli uomini, avranno una fede pensata, capace di ispirare la loro vita. Solo se la parola di Dio diventa regola della prassi quotidiana dei cristiani, allora la Chiesa sarà edificata da cristiani evangelizzati, da discepoli del Signore e non da militanti che non servono a edificare la Chiesa, perché i militanti, senza essere evangelizzati, vorrebbero evangelizzare gli altri. I discepoli del Signore evangelizzano gli altri perché loro si sentono evangelizzati. Secondo punto, la liturgia. Il rinnovamento della liturgia, conseguente alla riforma del Concilio, è forse il cambiamento più vistoso tra quelli operati al Concilio. Grazie al Concilio la liturgia è ritornata ad essere il luogo in cui la comunità cristiana cresce nella fede. Soprattutto l'introduzione della lingua di tutti i giorni ha rappresentato un mutamento epocale nella preghiera, ma nella comprensione di ciò che nella liturgia accade. Un tempo, vi ricordate, si andava ad assistere alla messa, si diceva. Un tempo, io mi ricordo, gli uomini entravano in chiesa all'offertorio e uscivano dopo il Padre Nostro. Restavano solo le donne che dicevano il rosario, mentre il prete diceva messa. Il mio parroco mi diceva sempre: io e te, messa la diciamo noi. Io gli facevo da chiarichetto. La gente, cosa vuoi, capisce nulla. Ma tu vieni lo stesso a messa al mattino alle 5:30, intanto la messa la diciamo io e te. Ed era la coscienza che aveva magari poi un chierichetto. Oggi no, la gente che va in chiesa forse va meno di un tempo come numero, ma è persone coscienti, persone con una consapevolezza cristiana che non c'era. Io mi ricordo, ma nella mia situazione, nel mio paese, il messalino ce l'avevo io solo, neanche le suore avevano il messalino. E le mattine a messa io, il messalino e il parroco, le suore dicevano il rosario e guidavano la gente durante la messa.
I cambiamenti ci sono stati. C'è una maturità oggi per cui quando si ascolta il Vangelo, un fedele, una fedele, sa bene quel che capita all'interno dell'Eucaristia e riconosce il Vangelo, riconosce l'azione di Cristo e il suo messaggio. Certo, la riforma liturgica è stata attuata, forse qualche volta è stata attuata troppo velocemente, non si è dato tempo ai fedeli di assumerla, è mancata forse una trasmissione in grado di favorire l'effettiva interiorizzazione dei mutamenti apportati. Però è anche vero che il cammino sta ancora davanti a noi. Si tratta di ritornare a una comprensione piena della liturgia secondo la grande tradizione, sintetizzabile nell'immagine delle due tavole, delle due mense, la tavola della parola donata da Dio perché i fedeli lo conoscano e possano amarla, e la tavola del pane e del vino eucaristici. Tutte e due le mense sono celebrazione dell'alleanza con Dio, e la liturgia eucaristica così intesa diventa fulcro, radice, cardine della vita di una comunità cristiana. È lì che la Chiesa nasce, è lì che la Chiesa cresce, è lì che la Chiesa si rinnova. Ecco perché è importante che l'Eucaristia sia sempre più compresa, sempre più celebrata con autenticità, con serietà, in modo che diventi davvero il momento in cui tutti i cristiani prendono consapevolezza della loro vocazione e soprattutto prendano le forze per essere nel mondo fermento, lievito, che aiuta gli uomini nei loro cammini così difficili di umanizzazione. Terzo, riguardo la Chiesa. A partire dal Concilio, i cristiani sono ritornati a porre al centro della loro prassi e della loro riflessione che la Chiesa è una comunione. Io mi ricordo bene quando nel 62 avevo letto per la prima volta questo libro di un grande teologo domenicano, ma allora poco conosciuto, padre Jérôme Amer, L'Église c'est une communion. Diventato poi amico con padre Amer, una lunga amicizia fino agli anni 90 quando è morto, più volte gli chiedevo: ma lei avrebbe pensato che il titolo del suo libro diventava l'emblema della riflessione del Concilio sulla Chiesa? E diceva no. Eppure poi tutta la riflessione del Concilio è stata: la Chiesa è una comunione. Prima si diceva che la Chiesa era una società perfetta, e il Cardinal Bellarmino, visto che sono qui a Venezia, nel 1607 diceva: la Chiesa cattolica è una società perfetta come la Repubblica di Venezia è una società politica. Con tutta la gloria della Repubblica di Venezia, la Chiesa ha un'altra profondità. Ma noi, si diceva, è una società come le altre. E il Concilio ci insegnò che la Chiesa invece è un mistero, che innanzitutto è una comunione, che la Chiesa è il corpo di Cristo. Riflessione questa già iniziata da Pio XII. Ma noi abbiamo avuto un'altra visione della Chiesa. La Chiesa diventava come comunione comunità. E facendosi autorevole ermeneuta del Concilio, Giovanni Paolo II ha indicato come grande compito che attende la Chiesa nel terzo millennio questo: la comunione che incarna e manifesta
l'essenza stessa del mistero della Chiesa. Questo allora esige da parte di tutti un impegno contro gli individualismi, contro le forze centrifughe che dissolvono la Chiesa, contro le logiche ispirate a preferenze di persone, contro le tentazioni di vivere nella Chiesa secondo logiche mondane. Lo stesso Giovanni Paolo II ha chiesto che la Chiesa diventi casa di comunione, cioè una casa in cui ci si esercita la comunione, in cui si sperimenta la comunione. Nella Chiesa non c'è posto per l'atteggiamento di sufficienza di chi afferma di non aver bisogno dell'altro. Non c'è posto per il dominio come fanno i grandi di questo mondo. Nella Chiesa non è possibile contraddire quella comunione di beni materiali e spirituali che il Signore ci ha chiesto come segno di essere Suoi discepoli. Non è possibile all'interno della Chiesa installare delle logiche di leader carismatici o di forme di movimenti. La Chiesa è la Chiesa, là dove si raduna, attorno al Vescovo e attorno alla parola di Dio, che resta centrale. Attenzione, se noi credenti vogliamo vivere realmente la Chiesa come casa di comunione e non fare della comunione uno slogan banalizzato, siamo chiamati a praticare una spiritualità di comunione in cui ci sia la logica della reciprocità, del vivere insieme. Questo deve plasmare la nostra vita ecclesiale. Soprattutto la Chiesa deve vivere di due categorie che sono state espresse nel Concilio. La prima, la sinodalità, che significa camminare insieme, synodos, fare strada insieme. E la sinodalità significa che devono camminare insieme Papa, Vescovi, presbiteri, popolo di Dio, camminare insieme. Sinodalità significa che le decisioni vanno prese tutti insieme, secondo l'antico principio che è stato forgiato dalla Chiesa stessa, non da una filosofia del diritto laica, ma da una filosofia del diritto cristiano, quando diceva: ciò che riguarda tutti, da tutti deve essere confrontato e su quello tutti devono essere ascoltati. È la sinodalità e richiede che noi la mettiamo in pratica anche nell'incontro con le altre chiese. Se la Chiesa Cattolica non permette la via sinodale, non è possibile una comunione o un'unità, e noi ne abbiamo bisogno nelle nostre comunità, perché tutti i cristiani, anche gli ultimi, anche i più semplici, anche i più deboli, devono essere ascoltati, devono sentirsi soggetti nella Chiesa. E l'altra categoria assolutamente necessaria è quella della sussidiarietà, cioè il principio che quando qualcosa può essere fatto da chi è inferiore, il superiore affida a lui il compito di portarlo a compimento, riconoscendo la responsabilità di tutti, e bisogna far fiducia negli altri e far fiducia con anche quelli che sono inferiori nella gerarchia della Chiesa, perché tutti devono contribuire alla sua edificazione. Solo così la Chiesa diventa casa di comunione, e allora, se è vera casa di comunione, saprà diventare comunione, scuola di comunione anche per gli altri uomini, che hanno così bisogno in questo mondo diviso, contrapposto, frammentario, che qualcuno
li aiuti sui cammini di comunione. Ultimo punto, la Chiesa nel mondo. Il Concilio ha segnato la fine di una posizione difensiva che vedeva la Chiesa come arroccata e il mondo come un insidioso nemico. Grazie al Concilio la Chiesa è ritornata a dialogare col mondo, ha ripreso a dialogare con la modernità, dopo i secoli di condanna, dopo i secoli in qualche misura di paura e di ansia nel confronto del cammino che gli uomini facevano autonomamente rispetto alla Chiesa. La Chiesa è tornata ad essere nella compagnia degli uomini, senza evasioni, senza esenzioni. E se è vero che in termini quantitativi i cristiani oggi sono meno numerosi di ieri, al punto da sembrare o da essere qua e là una minoranza, però i cristiani oggi sono dotati di una consapevolezza della loro identità cristiana ben più profonda di un tempo. In questa condizione il compito che ci attende è quello di dialogare con tutte le donne e con tutti gli uomini contemporanei. Occorre che la Chiesa si metta in ascolto degli uomini di oggi, si metta al loro servizio, prolungando quel servizio che ha iniziato a fare Gesù. Gesù si è fatto uomo per servire gli uomini. La Chiesa deve proseguire in questo servizio, facendosi serva degli uomini e annunciatrice del Vangelo nel mondo. Anche qui ricordiamo alcune parole di Paolo VI. Noi, diceva Paolo VI, guardiamo al mondo con immensa simpatia e se anche il mondo si sentisse estraneo dal cristianesimo, noi non potremmo mai sentirci estranei al mondo e continueremo a vivere in simpatia per il mondo. Dico queste parole perché a volte oggi ci sono degli accenti qua e là nella Chiesa di nuovo di sfiducia nell'umanità, di disprezzo del nostro tempo, di condanna del nostro tempo, come se tutti i cammini degli uomini fossero votati alla perdizione. C'è anche del bene nel mondo, occorre che noi abbiamo lo sguardo per riconoscerlo, occorre che noi impariamo a capire la fatica che gli uomini fanno oggi. Siamo certamente in un mondo in crisi e la crisi, lo sappiamo, non è solo economica, è una crisi politica e anche quello lo vediamo, ma è anche una crisi culturale, è una crisi etica, è una crisi molto più profonda. E gli uomini cercano senso, le nuove generazioni soprattutto vorrebbero poter sperare qualcosa. La loro domanda è: cosa possiamo sperare nel futuro? Cosa possiamo sperare nella vita sociale, in una convergenza tra gli uomini che oggi sembra essere scomparsa? Noi cristiani abbiamo un grande compito: ridare fiducia, insegnare la speranza, accompagnare gli uomini senza arroganza, senza voler imporre nulla, partecipando alla fatica quotidiana che fanno tutti. Io credo che noi cristiani dobbiamo imparare ad assumere una fedeltà alla terra, mantenendo un orizzonte in cui tutti gli uomini possano sentire di sperare, di attendere un domani migliore, possano aver fiducia negli uomini. L'umanità ha bisogno di cristiani autentici e maturi,
capaci di dedicarsi al bene comune, al servizio degli uomini, cristiani capaci a rendere la terra più abitabile, cristiani artefici di una migliore qualità della convivenza, una convivenza maggiormente segnata da esigenze di giustizia, condivisione, perdono, dalla pace, e come tale di contrapporre cammini alla barbarie incombente. Certo, oggi siamo in una situazione molto nuova e anche i cristiani devono imparare a ricollocarsi, ma sempre in quella dinamica che chiedeva Giovanni XXIII, quella dinamica dell'aggiornamento. Diceva Papa Giovanni, non è il Vangelo che cambia, siamo noi che se stiamo nella storia lo comprendiamo meglio. Grazie al Vaticano II possiamo affermare che noi comprendiamo meglio il Vangelo di ieri e proprio per questo motivo più grande è il nostro debito verso l'umanità. Quali autentici discepoli di Cristo siamo chiamati a vivere quella che mi piace chiamare la differenza cristiana, cioè un'esistenza differente rispetto a quella di chi non si definisce cristiano, e non per una ostinata volontà di distinzione, ma perché se la vita cristiana è modellata su quella di Gesù è diversa da una vita mondana. Nessun disprezzo per gli uomini nostri fratelli, ma la lucida coscienza di essere chiamati a stare nel mondo senza essere mondani. In altre parole, o noi sapremo essere il lievito nella pasta, sale capace di dare sapore, oppure saremo quel sale di cui Gesù ha detto essere un sale che serve solo ad essere calpestato dagli uomini. Tutto questo è un compito difficile, ma che se noi lo adottiamo, tenendo davvero in mano il Vangelo come forza ispirante e conservando una grande simpatia verso tutti gli uomini, noi potremo davvero essere eloquenti. Fossimo anche una minoranza, saremo una minoranza significativa, non una minoranza che dice nulla e neanche una minoranza tentata di diventare setta. D'altronde Gesù, lo sapete, quando ha parlato ai suoi, alla sua comunità, ha detto: non temere, piccolo gregge. Anche lui l'ha vista come un piccolo gregge e noi siamo ben lontani dall'essere un piccolo gregge e non dobbiamo temere sulle parole del Signore. C'è una responsabilità dunque di tutti, della mia generazione che ha vissuto il Concilio, di quelle venute dopo, una responsabilità a trasmettere ciò che il Concilio ha chiesto e che è stata una grande speranza per tutti. Lo so, ci sono anche nella Chiesa delle forze che lavorano contro il Concilio. Lo sappiamo, ci sono e sono all'opera per molti aspetti più che mai, ma basta che noi resistiamo, fedeli a ciò che ha insegnato la Chiesa e che ci hanno chiesto i papi, da Papa Giovanni fino a Benedetto XVI. Grazie dell'ascolto.
e quindi che voi manifestiate tanto entusiasmo verso il Concilio è una garanzia che il Concilio avrà ancora una strada davanti a sé di realizzazione di convenzioni. Qualche minuto per se c'è qualche domanda da rivolgere a Enzo. Allora, salve, la ringrazio per le sue parole. Lei prima ha parlato di un cammino che la Chiesa, diciamo, può fare assieme. La Chiesa come diceva Papa Vescovi, la Chiesa come popolo di Dio. Io ogni tanto trovo questa difficoltà anche di un cammino che si può fare assieme a livello di decisioni, a livello di vita in comune. Ora le volevo chiedere, lei come intende questo cammino che possiamo fare appunto assieme come credenti? Bisogna essere molto chiari e molto sinceri. La comunità, la comunione sono parole molto belle, ma sono parole a caro prezzo e richiedono in realtà tanta fatica e sovente sono contraddette. Ve lo dice uno che vive in una comunità monastica e vi assicuro che la fatica più grande anche in una comunità monastica, quindi ve lo dico perché bisogna essere sinceri, è ad esempio pigliare le decisioni insieme. Sembrerebbe la cosa più facile in una comunità monastica, 60-70 persone, ci si ascolta, si parla, poi però la fatica, sapeste, per questa dinamica di pigliare le decisioni insieme. Ma attenzione, non pensate perché c'è contrapposizione, ma perché poi c'è sempre chi non vuole esprimersi, chi lascia che si esprimino gli altri, chi fa fatica a esprimersi e quindi c'è la voglia di non ascoltare. È un cammino difficilissimo e se io lo vedo in una comunità dove ci sono dei monaci e delle monache che hanno già una certa direi predisposizione alla vita comunitaria, visto che l'hanno fatta, a volte mi dico com'è difficile nelle comunità, delle parrocchie, delle chiese. Quando c'è un'assemblea, ci sono quelli che parlano tanto, non si capisce quel che dicono e allora non vi è voglia di ascoltare. Poi ci sono quelli che hanno proprio difficoltà di parlare e che impiegano tanto tempo, non si spiegano mai. Anche questi a un certo punto, insomma, è pesante ascoltare. Poi ci sono quelli che dicono ha già detto l'altro, non è il caso che dica io. Voi capite che tutto questo richiede una fatica senza fine, però bisogna attuarlo, bisogna essere convinti. Io vi confesso che qualche volta nella nostra comunità, se vediamo che prende questo avvio, sapete cosa facciamo? A un certo punto sorteggiamo una lettera dell'alfabeto, la lettera B, si inizia da chi porta il nome B e si va avanti a tappeto, allora sono tutti obbligati ad esprimersi. E qualche volta è un po' far violenza, ma altrimenti noi facciamo difficoltà a mettere insieme, a convergere, perché le nostre fibre sono individualistiche, le nostre fibre sono soggettivistiche. E oggi poi noi abbiamo una cultura, questo sì, io non sono uno di quelli che piange su questo tempo, lo amo, sono contento di vivere in questo momento e non ho nostalgia di altri tempi. Però è vero che oggi nella nostra società quel bene che hanno portato gli anni 60, che è stata la soggettività, ringraziamo quegli anni,
perché prima di quegli anni che soggettività avevano le donne nelle famiglie? Che soggettività avevano i ragazzi e i figli finché erano studenti? Nessuno poteva dir nulla e se faceva una domanda gli si diceva: ma chi ti autorizza a fare questa domanda? Non si contestava neanche la domanda nell'oggetto. Chi ti autorizza? E beh, quegli anni, non a caso, da quelli che sono intelligenti, sono chiamati gli anni di presa della parola. I francesi, che leggono come intelligente il 68, dicono gli anni della presa della parola. Finalmente è stata data la parola. Oggi nelle vostre famiglie la madre conta quanto il padre nell'educare i figli. Un tempo, dicono le donne, se erano così. Può darsi per la compiacenza di qualche marito illuminato, ma normalmente il padre e il marito era l'ultima, non c'era neanche la possibilità di aver voce. Allora tutta questa soggettività, che ripeto è una benedizione, a partire dagli anni 90 si è trasformata davvero in soggettivismo. Adesso ognuno, se ha un bisogno, un desiderio, vuole che diventi legge. Non si chiede se per gli altri questo è bene, se c'è una convergenza sociale. No, oggi c'è il mi sento, tutto e subito, e se io sto desiderio perché non devo attuare? E se questo da uno all'altro, ma altrimenti io sono represso. E questo è il soggettivismo in cui l'Occidente sta affondando anche in questa crisi economica. Perché la crisi economica? Anche essa è un risultato di questo soggettivismo in cui non è più possibile una convergenza. Vedete bene, a livello politico c'è un progetto di convergenza. Noi sovente diciamo, prima c'erano le ideologie, ma le ideologie avranno avuto degli abbagli, certamente. Ci hanno detto che c'erano dei paradisi là dove non c'erano, però facevano convergere verso dei valori, la giustizia sociale, milioni di uomini e di donne. E adesso ognuno fa per sé, ognuno ha la sua logica e noi non riusciamo nella società ad avere un orizzonte politico, nel senso della polis, convergente. Non riusciamo. Vedete, la situazione italiana non è molto differente dalla situazione dell'Occidente. Per questo soggettivismo esasperato. Allora io credo che c'è una doppia fatica per tutti gli uomini, ma per noi cristiani, perché per noi, se vale il valore del fare le cose insieme, il non farle insieme, il non farle con convergenze, sono contraddizioni gravi al Vangelo. E oggi certamente la cultura va nell'altro senso. Dobbiamo pigliare atto, non per demonizzare l'oggi, non per dunque dire condanniamo. No, guardate, c'è questo vezzo qua e là nella Chiesa, in cui si comincia a dire adesso società, consumismo, relativismo, edonismo, libertarismo. No, ci sono questi che sono dei mali, ma bisogna anche vederli come un'occasione. Io ho partecipato al sinodo sull'evangelizzazione e la cosa più bella del sinodo è stata nel messaggio finale, andatelo a leggere, dove si è detto, sì, è vero che c'è la secolarizzazione, ma anche quella è un'occasione di evangelizzazione, è un'occasione, non è solo un male, ci dà anche la possibilità di essere più fedeli al Vangelo, ci mette in guardia contro l'irrazionalità in cui a volte cade la religione, che diventa magia, superstizione, fanatismo. Ci sono dei buoni valori anche nelle nuove generazioni, non è vero che è tutto male. Un cristiano non dirà mai che una generazione è peggio dell'altra, perché questo significa condannare migliaia e migliaia di uomini e donne. Ogni generazione ha dei punti forti e dei punti deboli. Dobbiamo leggerli con intelligenza.
Oggi ci sono dei valori, l'autenticità, la solidarietà la sentono più della mia generazione, le nuove generazioni. Certamente però hanno delle debolezze dovute a un periodo nel quale mancano riferimenti, sembra mancare la ricerca di senso, ma noi dobbiamo amare il nostro tempo, la nostra terra, non sognare che ce n'è un altro. Quelli che hanno nostalgia di un altro tempo in realtà sono persone che vivono nel loro mondo e non vogliono assolutamente aderire alla realtà del mondo in cui Dio le ha messe. Quindi occorre fare dei passi concreti, le comunità con i presbiteri. Ci deve essere tra presbiteri e fedeli una continua interazione, vedere insieme i problemi, giudicare insieme la pastorale e i preti col vescovo e il vescovo col papa. Sinodalità, vi ripeto, sinodos, è una parola forgiata dai cristiani, che hanno chiamato così le prime riunioni che facevano a partire dal II secolo. Facevano sinodos per camminare insieme. O noi facciamo questa strada, o noi sfilacceremo sempre più la comunità cristiana, ognuno per suo conto, e rimarranno semplicemente dei brandelli. Non ci sarà più una comunità cristiana visibile. Vogliamo questo o vogliamo davvero, essendo discepoli del Signore, che la sua comunità si mantenga nella storia ed abbia un'eloquenza, senza imporre nulla agli altri, senza arroganze, senza per questo pensare a una conquista degli altri, ma semplicemente essere quello che possiamo essere, secondo quel che pensiamo e quel che sentiamo dentro, essere una verità umana che è sempre nel cristianesimo un cammino di umanizzazione. Chiudiamo perché credo che avete anche freddo. Speriamo di rivederci ancora e buon avvento che ormai arriva e buon Natale.